Lancio del tocco per festeggiare i professionisti del futuro. Siamo a Pordenone sotto la loggia del municipio per il Graduation Day, una giornata per celebrare i traguardi dei laureati dell'ISIA di Roma Design con sede a Pordenone e dell'Università di Udine insieme ai diplomati dell'ITS Alto Adriatico che hanno letteralmente lanciato il tocco e sono pronti a intraprendere anche i loro prossimi passi verso il futuro. Andiamo a vedere come si è svolta questa giornata, lanciamo il tocco e vi raccontiamo di più insieme anche all'ospite. Una celebrità anche del mondo della scienza e della fisica, Vincenzo Schettini. Ma scopriamo com'è andata questa giornata. Vincenzo Schettini, una star del mondo della fisica e della matematica, una persona che sa far emozionare anche il mondo dei giovani. Quanto conta al giorno d'oggi credere nel valore dei giovani? Conta tutto perché siete la nostra spina dorsale, cioè voi sarete coloro che veramente, l'ho detto prima, ricostruiranno la creatività e le nuove strade di questo paese. Quali saranno anche le skill da costruire anche per il futuro e per entrare e farsi largo anche nel mondo che verrà? Sicuramente una che descriverei con l'elasticità, cioè non si può essere più chiusi in un'unica idea, bisogna essere molto elastici a questo mondo. Poi il rischio, cioè essere capaci di rischiare è una competenza, perché se non rischi non trovi la strada, e oggi siccome strade ce ne sono tante, se stai là seduto non funziona. Quanto conta oggi comunicare in modo semplice anche ai giovani che devono crescere? Totalmente. Cioè io penso di averlo dimostrato, insomma tu lo sai, lo sapete voi ragazzi, ho percorso la strada dell'insegnamento, la percorro attraverso il messaggio semplice, cioè la spiegazione che arriva immediatamente. Oggi è fondamentale e questo si deve estendere anche ad altri campi. Com'è stato stare qui a Pordenone? Bellissimo, ma voi mi volete un bene pazzesco. Il problema mio sapete qual è? Che io vado sempre di corsa. Io Pordenone me la vorrei visitare perché sono stato a Pordenone Legge, sono stato qui con voi, ho fatto anche altre cose, però non ho mai il tempo di fermarmi, c'è sempre il secondo principio della dinamica che mi perseguita. Un ultimo augurio che vorresti dare anche a questi giovani per il loro futuro? Di agire, di fare piuttosto che stare. Di muoversi, perché è una società in estremo movimento, dinamica, altre nazioni, altri giovani stanno superandovi e superandoci in atteggiamento dinamico. Fate, non vi fermate a pensare perché il tempo passa. Sì, l'università è sicuramente un elemento importante per la crescita di Pordenone, la crescita culturale, ma anche è una necessità. L'investimento nel capitale umano è sicuramente uno dei fattori chiave per rendere questa città moderna, competitiva per le sue aziende, per il suo territorio, per le sue istituzioni. L'investimento e lo sforzo che stiamo facendo viaggia su due binari: da un lato quello dell'arricchimento dell'offerta didattica formativa, rendendo i nostri corsi, i corsi di Pordenone, sempre più numerosi ma soprattutto più interessanti, più innovativi, e l'altro binario è quello appunto delle infrastrutture, rendere appunto lo studio Pordenone uno studio piacevole, in infrastrutture moderne, con servizi all'avanguardia, con un'ospitalità che rende attrattiva questa città per gli studenti che anche da fuori Pordenone vogliono venire a studiare da noi. Il consorzio universitario ha l'onere e l'onore di curare la progettazione dei nuovi spazi universitari che verranno fatti al Valle Center nel centro di Pordenone e quindi di dare le indicazioni a chi poi dovrà costruire e ristrutturare quegli spazi per renderli idonei all'attività di didattica, all'attività laboratoriale e all'ospitalità appunto. Questo avverrà nell'arco dei prossimi 18 mesi, quindi c'è una fase di progettazione che termina quest'anno, poi una fase di lavori e contiamo che con l'anno accademico 27-28 noi riusciamo a avviare i nuovi corsi nella nuova sede. Allora, il corso ormai di design a Pordenone è una realtà da tanti anni, quest'anno festeggeremo i 15 anni, quindi l'ISIA a Pordenone ormai è una realtà radicata nel territorio che attrae però da tutta Italia, proprio per questa capacità di riuscire a lavorare nell'ambito della creatività, immaginare il futuro all'interno dell'innovazione, ma
supportata da un tessuto industriale, da realtà territoriali che in qualche modo rendono poi reale, fisico, vero e attualizzabile quelli che sono i progetti dei ragazzi e dei giovani designer. Quindi diciamo noi quest'anno andremo proprio a celebrare questo, mostreremo non solo i progetti ma anche i prodotti, cioè quei progetti che sono entrati in produzione e che in qualche modo poi troviamo nelle nostre case, che sono stati realizzati dagli studenti, e questo è stato grazie a un lavoro di sinergia di noi, dell'ISIA, dell'università che forma, ma anche di tutta la collaborazione con il territorio. Il mondo competitivo e il mondo del lavoro è un mondo internazionale e quindi noi formiamo i nostri ragazzi non solo a lavorare in Italia ma a lavorare in tutto il mondo, e quindi li aiutiamo e quindi creiamo dei match con università e con professionisti internazionali proprio per imparare a lavorare insieme, a relazionarsi, a collaborare, perché ormai il mondo del lavoro è un mondo collaborativo, un mondo di sinergie, non si lavora più da soli, si lavora insieme e bisogna imparare a lavorare insieme, quindi si lavora sul processo, e questo sicuramente può essere la chiave di svolta per il lavoro del futuro. E noi abbiamo investito sulle competenze straordinarie di questi ragazzi. Il 98% di questi ragazzi hanno già un posto di lavoro prima ancora di ricevere il diploma. Poi potranno anche continuare a fare l'università, né vogliamo essere concorrenti dell'università. Sono due livelli di formazione tecnica diversi. Questo è altamente professionalizzante ed è esattamente quello di cui hanno bisogno le imprese. E vedere questa gente festosa, allegra, felice, in questo momento per noi è un grande motivo di soddisfazione e anche di felicità. Nel 28 festeggiamo i nostri 50 anni, i primi 50 anni all'università, e credo che insomma, anche noi qui presenti siamo laureati all'Università di Udine. Sono numeri che fanno impressione: 75.000 persone laureate, che sono molte rimaste nel nostro territorio, molte sono andate in giro per il mondo, e noi vorremmo rendere insieme università, aziende, istituzioni, vorremmo rendere il nostro territorio sempre più attrattivo. Sì, devo dire che in campagna elettorale abbiamo spesso utilizzato una metafora, la città felice, e devo dire che oggi, oltre che la città universitaria, che forse ce lo aspettiamo un po' di più anche per quello che stiamo facendo, oggi ho davvero visto una città felice, perché è una città con giovani che si laureano, che guardano al futuro, che assistono a una lezione morale come quella che è stata fatta oggi. Sono una città felice che si proietta per il futuro, per il loro futuro.